Buongiorno amici di Matto Scacco e parliamo della finale del campionato del mondo di scacchi FIDE. Chi sarà il nuovo campione del mondo di scacchi lo scopriremo. Gli sfidanti chi sono? Ding Liren, campione attualmente in carica che deve difendere il titolo, e lo sfidante Gukesh, questo giovane ragazzo indiano che è veramente la rivelazione dell'anno. Come sono andate le partite? Attualmente hanno giocato 3 partite, domani giocheranno la quarta. E sono su un pareggio. Una è stata vinta da uno, una è stata vinta dall'altra, l'altra l'hanno pareggiata. Velocemente riassuntone di che cosa è successo. Prima partita, Gukesh col bianco, Ding Liren col nero. Guardiamo velocemente come Ding è riuscito veramente pian pianino con i suoi pezzi neri ad insediarsi nello schieramento del bianco. Guarda come pian pianino i pezzi del nero entrano nella metà campo avversaria e riescono veramente a farsi sentire. Guarda, secondo me questa posizione veramente dice tutto, di come pian piano l'assedio del nero a mo' di polipo succede qualcosa di incredibile, fin quando praticamente il vantaggio del nero non diventa tale da avere 2 pedoni di vantaggio. Eccoli qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni per il nero contro i 4 del bianco, e a questo punto Ding chiede delle semplificazioni. Qui avviene per esempio lo scambio di torri, e a un certo punto poi, dopo qualche scacco da parte di Gukesh, praticamente abbandona perché il vantaggio per il nero è troppo. Ci possono essere scacchi matti, ci può essere un pedone che diventa passato, insomma ci può essere veramente di tutto. Quindi ottimo inizio per Ding Liren, che per molti lo danno per sfavorito, dice ma in quest'anno magari non si è preparato, non ha studiato una mazza, e invece ci ha sorpreso con questa vittoria nel primo turno. Secondo turno abbiamo ottenuto un pareggio. Andiamo molto velocemente, questa volta è Ding con il bianco che apre con E4 e 5, si va in una partita italiana. Credo che questa partita rappresenti la partita italiana più fiacca che abbia mai visto in vita mia, dove qui insomma i soliti tipici piani di gioco col cambio degli alfieri, e qui si va ad avere questa struttura totalmente simmetrica con questi pedoni C4, C5 ed E4 e 5 che si guardano. Qui si andrà a piazzare il cavallo del bianco, qui si andrà a piazzare il cavallo del nero. L'unica colonna aperta è la colonna D, però se ci piazzi davanti i cavalli si blocca quella colonna. Non ci sono troppi modi per portare avanti la partita, e qui la partita è già pari da adesso. Ovviamente B3 per consolidare e andare praticamente a rischio zero. Arriva anche il cambio delle donne, quindi la partita si fa veramente ancora più fiacca. Qui la partita continua. Ovviamente attualmente non si può giocare cavallo di 3 per attaccare questi 2 pedoni, poiché seguirebbe il sacrificio, dopodiché il nero si rifarebbe sul cavallo. Quindi partita molto easy, super easy, partita solida per Ding, e i giocatori si accordano praticamente per una patta dopo una ripetizione di mosse, no? Ripetere 3 volte le mosse nel medio gioco significa evidentemente accordarsi per la patta. Quindi prima vittoria per Ding, secondo turno abbiamo una patta. Vediamo che cosa è successo ieri nel terzo turno. Abbiamo già un po' spoilerato anche che cosa è accaduto, e qui c'è una partita eccezionale da parte di Gukesh che chiude con un 96,4% di precisione. D4. Questa mossa secondo me già significa molto. Non so se vi ricordate, ma nel primo turno Gukesh aveva aperto con E4, quindi aprire con D4 è un modo per mandare un po' fuori teoria il proprio avversario, anche se insomma chiedere a un campione del mondo di scacchi di andare fuori teoria dopo uno D4 forse è troppo, però è un modo per cercare di confonderlo. C4, solito gambetto di donna con la variante di cambio centrale molto ma molto tagliente. Benché questa è una posizione simmetrica, ricordiamo sempre che la simmetria favorisce il bianco che ha un tempo in più, quindi molto tagliente questa posizione. La donna va in C2, i piani sono molto tipici. La donna va in C2, l'alfiere andrà in G5, eventualmente questo alfiere si può dare anche sul cavallo, si giocherà pedone 3,
l'alfiere va in D3 e si crea questa batteria fastidiosissima su H7 dove ci sarà con tutta probabilità il re avversario dopo un arrocco corto. Ma qui arriva questo piano molto importante, questa linea l'ho studiata a fondo, mi piace moltissimo ed è una di quelle linee che un pochettino smorza i piani del bianco, poiché supporta alfiere F5. Non tanto perché voglio fianchetare l'alfiere, ma perché voglio fare alfiere F5. Questa mossa è fortissima perché controlla questa diagonale ed impedisce al bianco in futuro di mettere l'alfiere su D3, una delle caselle sicuramente migliori per quell'alfiere. Arriva donna in B3 che attacca qui, donna B6 è una delle risposte più corrette, G4 e adesso cambio di donne, e quindi cambio di donne significa partita già più appiattita, e il problema di questa struttura pedonale con questa impedonatura è che con alfiere C2 in effetti arriva questo attacco molto ma molto fastidioso. In effetti non ci sono troppi modi per difendere questo pedone. Se gioco torre A3 la perdo in un istante, se gioco B4 perdo il pedone in un istante. Dovrei giocare un cavallo D2 per tenere la posizione, ma ti renderai conto che il cavallo D2 tiene sì il pedone, ma ti comprime, ti schiaccia un po' tutto, questo alfiere non ha via di fuga. Quindi che cosa si inventa Gukesh prima di giocare cavallo D2? Gioca alfiere F4, mossa interessantissima. L'idea è, va bene, puoi anche rifarti sul mio pedone, io ti mangio il cavallo, tu sarai costretto a catturare con la torre, mi rifaccio con l'altro pedone e sono entrato in settima con la mia torre. È vero, tu ti sei preso il pedone, ma ti sei preso un pedone doppiato, non è una grande perdita per me. Io invece attivo la mia torre che la tengo su una colonna aperta. Quindi il ragionamento non fa una piega. Arriva prima H5 però, attenzione che dopo H per G si perde una torre secca, quindi Gukesh non può far finta di nulla. Perciò sposta la torre e arriva cavallo BD7 per togliersi anche da questi attacchi. Ora cavallo D2 ha senso, che mantiene questo pedone, ma non blocca più l'alfiere in C1, questo è molto importante. Torre in G8, G5, torre G8 era per supportare la spinta in G5, ma Gukesh diciamo anticipa i tempi, ma questo permette ovviamente questa buona posizione supportata del cavallo in H5. È vero che è un cavallo a bordo scacchiera, ma le alternative erano dove va quel cavallo? Torre in H8 con un attacco a raggi X su H2, quindi bisogna vedere se ci sono scoperte di cavallo pericolose. Gukesh fa i suoi calcoli e gioca F3 dicendo ok, se il cavallo salta qui o qualsiasi altra parte non è un problema per l'attacco a raggi X. Adesso però cerchiamo di dare un significato a questa spinta F3, una spinta molto particolare. Allora, qui Gukesh inizia già ad avere un piano di gioco. Beh, siamo alla 17esima mossa, direi che è un ottimo momento per iniziare ad avere un piano di gioco. E qual è il piano? Sarà un attacco di minoranza sull'ala di donna? Sarà un... No, il tema è l'intrappolamento di un pezzo. Ragazzi, iniziate a far venire le antennine quando un pezzo avversario ha poca mobilità. Questo è un pezzo che ha poca mobilità, per esempio qui non può andare, avrebbe solo una ritirata qui, ma non c'è per esempio un pedone che può infastidire questo cavallo. Un altro pezzo che ha poca mobilità è questa torre, sicuramente. E un altro pezzo che ha poca mobilità è questo alfiere, che qui non può andare, può andare solo in F5, qui non può andare. Quindi nel momento in cui vedete un pezzo avversario con poca mobilità, potete iniziare a creare un piano per farlo venire nella vostra tela, nella tela del ragno. Cavallo G7, attacco di scoperta sull'alfiere, quindi si gioca alfiere G3, torre H5, questo è diciamo l'errore decisivo secondo il motore, nel senso che qui era forse più logico e forse un po' tutti noi ingenuamente con 1000 punti in meno del campione del mondo avremmo giocato alfiere 7, sviluppi un pezzo, in qualche modo attacchi questo pedone, costringendo il bianco a togliere l'alfiere, così controlli il pedone e lui avrebbe avuto il tempo di ritirare il suo bell'alfiere. Con la mossa del testo che viene giocata in partita, che è invece torre in H5 minacciando il pedone, tranquillamente il bianco se ne può infischiare e gioca E4. L'idea di E4, punto esclamativo, è quello di aver intrappolato l'alfiere in C2. Vediamo come continua. Se Ding riesce ad uscirne, cattura, l'alfiere risulta ancora essere intrappolato,
cavallo in E6, attacco sul punto in D4 con l'idea di portare anche il cavallo in D4 a supportare il proprio alfierino, ma arriva prima torre C1 e l'alfiere è già perso, ragazzi. Dove va questo alfiere? Cavallo D4, però col cavallo io riesco a tenere questo alfiere. Allora, ragazzi, attenzione quando avete due pezzi sospesi dove uno difende l'altro, perché se ora il bianco trova il modo di far cascare questo cavallo, casca anche l'alfiere, e infatti arriva alfiere F2 con l'idea di attaccare. Ma arriva alfiere G7. Qui abbiamo veramente mosse molto ma molto precise e ovviamente attacco il cavallo viene ricatturato e mi rifaccio sull'alfiere. Attenzione che non funziona, non posso al momento rifarmi subito su questo alfiere perché ho una torre sotto, quindi bisognerebbe giocare altro. Qui il motore suggerisce per esempio torre in G2 e alfiere per B3 il desperado, cavallo per e alfiere 3 attacco doppio, tolgo la torre e almeno mi rifaccio. Ok, questa sarebbe stata la posizione con la variante quella più scontata, dove comunque alla fine di tutto ciò abbiamo due pedoni contro 1, 2, 3, 4, 5 e io credo che qui il nero abbia compenso. Ma nella variante che viene giocata in partita, perdonatemi, nella variante che viene giocata in partita il bianco non prende subito questo cavallo andando poi nella variante che abbiamo visto adesso, ma gioca la bellissima cavallo in E2. Cavallo in E2 toglie ogni possibilità e ogni dubbio e non resta altro che giocare cavallo per B3, probabilmente la meno peggio. Attacco sulla torre, quindi bisogna assolutamente fare qualcosa, torre per C2 e qui il bianco è ufficialmente un pezzo sopra. La telecronaca, il commento di questa partita potrebbe finirsi qui, potrebbe terminare qui perché un pezzo in più a questi livelli è un pezzo in più, però possiamo provare ad andare avanti. Tra l'altro, a differenza dell'altra variante, qui il bianco ha un pedone in più. Cavallo in E5, cavallo in D4 e ora ovviamente che cosa cercherà di fare Gukesh? Cercherà delle semplificazioni, poiché ha una maggioranza numerica, no? Quindi cercherà una semplificazione in cui ci sono colpi tattici, no? Possibilità di catturare il cavallo, l'alfiere non può muoversi perché è inchiodato, dietro c'è il re, piccoli colpi tattici, piccole difese e vediamo che si cercano dei cambi. Ci sono le torri che si guardano, cambio, alfiere in D4 per evitare il cambio, torre H1 e questo cambio però di torre è praticamente inevitabile. Torre G5, attenzione che torre G5 è il secondo e ultimo errore da parte del campione del mondo. Qui c'è una mossa molto bella che è alfiere H3. Alfiere H3 praticamente si guadagna la qualità, perché questo alfiere nero toglie queste case di fuga. Ovviamente la torre non può spostarsi neanche sul bianco, ne consegue che le uniche due case dove può andare questa torre è una casella nera, ma allora se va di qui perde qui un alfiere secco, non ne parliamo neanche. E se va qui credo proprio che arrivi l'infilata. Ecco, alfiere H4. Quindi il nero qui non ha modo per evitare di perdere un pezzo, viene giocata diciamo la meno peggio, che è la mossa in partita che è F5, sembra che riesca a tenere tutto, ma dopo alfiere in F4, torre in H5 abbandona Dingliren. Perché c'è l'abbandono? C'è forse un modo per guadagnare questa torre? C'è alfiere per F5. E che cosa succede? Succede che se ora mi giochi questa, io non gioco questa. Prima gioco questa con scacco, mossa forzata. Poi ti catturo la torre e ho una torre secca in più. Ok, c'è qualche pedoncino, ma direi che la torre ampiamente riesce a vincere questo finale. Ragazzi, siamo arrivati qui, una bellissima partita. Probabilmente Ding non era totalmente in forma in questa giornata, ma ci sta. Un match dove c'è la finale per decidere e decretare il nuovo campione del mondo dei scacchi
è giusto che ci siano così, ci sono delle partite dove uno è più in forma, altre dove non è in forma, poi ci sono gli altri che parlano, che come ci sono gli youtuber, questi dannati youtuber che ti criticano, ti commentano, hai giocato bene, hai giocato male, ci sono le testate giornalistiche, ci sono i gruppi, che insomma non è facile gestire tutta questa emozione, questa tensione, e noi sappiamo che Ding Liren ha avuto dei problemi proprio nella gestione dell'ansia e dell'emotività, quindi ci sta che possa aver influito questo sul suo stile di gioco. Ma siamo appena all'inizio, siamo 1,5 pari, noi continueremo a seguire da vicino il campionato del mondo e vi aggiorniamo. A presto!